d'acqua a Chioggia e Sottomarina, disagi a residenti e commercianti per le strade allagate, all'opera vigili urbani, pompieri e protezione civile. C'è preoccupazione per le prossime ore in tutto il Veneto, quando il maltempo sarà più intenso, l'allarme del consorzio Piave, i terreni sono intrisi d'acqua e non assorbono più. Ha subito una rapina a mano armata mentre era al lavoro, ora una farmacista padovana ha deciso di imparare la box per difendersi dai malviventi. Suscita forte emozione la storia di un bimbo di 9 anni che a Padova si è preso cura del papà malato fino alla morte, mobilitazione per sostenere il piccolo e la sua mamma. Lutto nel mondo della politica trevigiana, si è spento stamane il sindaco di Loria, Silvano Marchiori, lottava da qualche mese contro un tumore, il cordoglio del paese e dei colleghi primi cittadini. Ha compiuto 20 anni Manuel Bortuzzi, nuotatore trevigiano costretto alla sede dell'hotel dopo l'agguato a colpi di pistola dello scorso febbraio a Roma, per il giovane un regalo speciale. Le parole del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera sulla scelta di Alessandra Mastronardi come madrina del festival, edizione 76, annuncia siamo in pieno lavoro, già 200 film visionati, novità a breve. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, in primo piano il maltempo che sta spazzando il Veneto in più parti, anche nel corso della giornata di oggi si attende la fase più intensa per domani, ma già oggi episodi importanti, il più importante, insomma il più intenso, diciamo, che ha richiesto la necessità di un intervento massiccio di protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale a Chioggia e Sottomarina, un nubifragio, una bomba d'acqua in un quarto d'ora e strade allagate. Strade allagate, disagi a Chioggia per le violenti piogge con un grosso quantitativo di acqua caduto in pochi minuti, meno di un quarto d'ora. Dopo la bomba d'acqua, numerose le chiamate centralini di polizia municipale e vigili del fuoco che sono intervenuti per riportare alla normalità la situazione e per svuotare garage e cantine allagate. All'opera anche la protezione civile per ridurre al minimo i disagi e riportare al più presto la situazione sotto controllo lungo le strade, ma soprattutto in giardini, cantine e garage. A seguito di una bomba d'acqua che ha preso il nostro territorio, si sono allagate molte viabilità, la situazione però è sotto controllo grazie all'intervento della protezione civile e della polizia locale che deviano il traffico nelle viabilità interessate. Disagi anche per i negozianti, oltre che alla viabilità e ai residenti. In particolare le zone più colpite sono in periferia, nei quartieri di Borgo San Giovanni e Brondolo, rispettivamente in via Granatieri di Sardegna e via Padre Emilio Venturini, ma anche a Sottomarina. Prematuro parlare di danni causati dal maltempo. Di certo non è la prima volta che accade in questo territorio, anche se stavolta il fenomeno è stato particolarmente violento. Era già successo, ormai questi non sono più fenomeni eccezionali, ma sono quasi ordinari, questo probabilmente dovuto ai cambiamenti climatici. Le segnalazioni di allagamenti stavolta sono arrivate anche dal centro e da via Ridotto Madonna nei pressi dell'ospedale. In alcuni casi provvidenziale è stato l'intervento della protezione civile e dei pompieri che con le pompe hanno svuotato i garage interrati. Disagi e segnalazioni di allagamento anche dall'ospedale, ma la situazione è tornata in pochissimo tempo alla normalità. Intanto preoccupano le prossime 48 ore in Veneto, ma soprattutto nella Marca. La protezione civile è allertata, ma anche tutti i tecnici dei consorzi di bonifica che regolano le acque di deflusso da canali e fiumi. Tutti con il naso all'insù, sperando non arrivino precipitazioni intense o le cosiddette bombe d'acqua come quelle cadute a Chioggia, perché, sottolineano gli esperti, il terreno è già intriso di acqua. Un sistema perturbato, anche intenso, investirà un po' tutte le nostre zone, quindi con precipitazioni che confermiamo saranno abbondanti, anche a carattere temporalesco, e in più ci sarà possibilità anche di vento forte. C'è preoccupazione tra gli esperti per il maltempo che colpirà il Veneto nelle prossime 48 ore. Le previsioni confermano l'intensità delle precipitazioni. Previsioni che hanno già allertato la protezione civile, ma anche i consorzi di bonifica responsabili della gestione del deflusso di fiumi e canali. Qui siamo a Vallà di Riese, dove il consorzio Piave sta controllando una delle vasche di espansione realizzate un po' in tutta la provincia. Collegato alla Venale è l'invaso che la scorsa settimana ha evitato che Castelfranco finisse sott'acqua. Sopralluogo del presidente romano, più preoccupato che mai. Abbiamo aumentato
valutato la nostra reperibilità appunto in previsione di questo allarme meteo che è in itinere. Ecco, qual è la zona che vi preoccupa maggiormente? Sono tutte che ci preoccupano, non c'è una zona migliore e una zona peggiore. Il brutto momento è derivato dal fatto che in questi giorni ha piovuto molto, i terreni sono tutti inzuppati, quindi anche una pioggia non di grandissima intensità può creare problemi. Presidente che ci ha convocato qui per far vedere a tutti cosa significa poter contare su un invaso. Questa situazione a Castelfranco, questa cassa sulla Venale, è 150.000 metri cubi che assieme alle altre casse di espansione danno circa una portata di 1,5 milioni di metri cubi a garanzia e a tutela della città di Castelfranco per evitare piene inondazioni a Castelfranco. Questa era un'ex cava recuperata dalla collettività, una delle 10 operative nell'area ovest della Marca, perché, sottolinea Romano, interventi come questo servono il prima possibile, soprattutto in sinistra Piave e a ridosso della Livenza. Ci stiamo lavorando, abbiamo alcuni progetti importanti che spero nel prossimo anno vengano realizzati, vengano finanziati. La realizzazione più importante per il Presidente resta un invaso per le piene del Piave, perché l'area delle Grave di Papadopoli non può essere considerata cassa di espansione. Priorità di invasi sul Crevada, sul Meschio, in attesa di un intervento definitivo al Pra dei Gai e a protezione di Motta. Intanto per queste zone non resta che guardare il cielo e sperare. E in queste ore di apprensione c'è chi invece potrebbe tirare anche un sospiro di sollievo. Sono i coltivatori di collina, perché le temute gelate fuori stagione non dovrebbero più arrivare. Temperature le minime crescono un pochino, ma si mantengono sicuramente sotto i 10 gradi, le massime aumentano di poco, 11, 12, 13 gradi, non di più. A proposito di maltempo, le immagini della tempesta Vaia, la montagna, il disastro in montagna sono sempre vive un po' in tutti noi, per questo fa ancora più scalpore, indigna ancora di più e ha creato polemica, una bufera vera e propria, in questo senso metaforica. Questo manifesto che vi mostriamo, che è stato segnalato da Remo Sernagiotto, il candidato alle elezioni europee per Fratelli d'Italia, insomma, che ha fatto un po' il giro, eccolo qua, scateniamo la tempesta a Bruxelles. Guardate, questo è il manifesto di Lenia Rento, candidata della Lega alle europee, candidata bellunese alle europee del 26 maggio, l'immagine di Lenia Rento con Salvini e dietro le immagini proprio della tempesta Vaia e lo slogan scateniamo la tempesta a Bruxelles. Fratelli d'Italia insomma è stato il primo a segnalare con Remo Sernagiotto dicendo disgustoso, il vice premier Salvini e Zaia prendano subito le distanze da questa immagine appunto che sta facendo un po' il giro e chiaramente è destinata a far discutere con la richiesta appunto da più parti che la Lega, quindi a partire dal vice premier Salvini e lo stesso Zaia, prendano le distanze dalla scelta della candidata Ilenia Rento appunto di utilizzare proprio la tempesta Vaia a scopi diciamo elettorali con quello slogan davvero shock. Adesso la cronaca, perché parliamo di 2 assalti esplosivi ai bancomat. Il primo di cui vi raccontiamo è quello accaduto nel Vicentino a Sarego. Sarego, assalto al banco posta di via Floriani, a dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito il botto. Ignoti armati di esplosivo hanno fatto assaltare il bancomat della locale agenzia postale. I malviventi, non contenti utilizzando una Fiat Uno rubata poco prima ad un 53enne di Lonigo, hanno sfondato una vetrata e sono entrati nei locali. Una volta raffatto il contante presente, ancora in via di definizione l'esatto ammontare, se ne andavano indisturbati a bordo di un'altra autovettura ancora da identificare. Sul posto, per l'indagine, i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio all'interno dell'agenzia postale causato dalla deflagrazione. Quasi alla stessa ora, ma a Padova, un altro assalto esplosivo. Un boato incredibile e la parete di vetta lo dimostra. Ancora un assalto ad un postamat, questa volta però la banda è entrata in azione in piena notte e ha colpito in una zona residenziale poco lontano dal centro di Padova. Lo sportello postamat ha ceduto sotto l'effetto della potente carica esplosiva. È successo intorno alle 4 di notte. Le volanti della polizia sono intervenute all'ufficio postale di Piazzale Cuoco nel quartiere Guizza. Sul posto anche i vigili del fuoco per la verifica statica dell'edificio che ha subito danni ingenti sia all'interno che all'esterno. L'esplosione
l'esplosione non ha fortunatamente causato problemi alle strutture portanti. Le operazioni di soccorso e di verifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora, mentre le indagini della polizia sono ancora in corso per dare un volto ai malviventi fuggiti dopo il botto. E intanto sul fronte sicurezza c'è chi, come una farmacista del Padovano, dopo aver subito purtroppo l'esperienza di una rapina, ha deciso di prendere provvedimenti. Dopo la rapina mi è esplosa una rabbia decisamente importante, quindi ho pensato che era il caso di fare qualcosa per riuscire ad ovviare ad un'eventuale aggressione. Dopo essersi trovata faccia a faccia con i due banditi armati ed aver provato la paura, una paura che tornava ogni volta che faceva un pezzo di strada da sola di sera o quando doveva chiudere la farmacia di Marsango, Barbara ha capito che doveva fare qualcosa. Non poteva darla vinta a quei 3 malviventi e così ha deciso di iscriversi ad un corso di autodifesa e di praticare la box. Mi ha dato una grande sicurezza in me stessa, mi ha insegnato a gestire la mia paura e mi ricordo che le prime lezioni, quando c'erano le prese o comunque dei contatti fisici, io avevo le lacrime agli occhi, mi bloccavo e piangevo. Adesso non succede più. Durante la rapina Barbara reagì con rabbia, inveendo contro i banditi che stavano minacciando con la pistola lei e la sua collega. Fortunatamente non è rimasta ferita, ma le ripercussioni sono state per qualche tempo a livello psicologico. Ho avuto un paio di giorni in cui di notte facevo fatica a dormire, ad addormentarmi, perché avevo le scene davanti agli occhi. Barbara, da sempre molto sportiva, ha così deciso di fare qualcosa, ci tiene al suo lavoro e non vuole che la sua attività di farmacista possa risentire della paura di subire rapine o aggressioni. Da qui la scelta della box e di fare un corso di difesa personale. Insegna una cosa importantissima, secondo me, che è il controllo della situazione. Non farsi prendere dal panico, non bloccarsi, sapere cosa ci si può aspettare dall'aggressore e sapere cosa si può fare in qualsiasi momento. Anche solo riuscire a divincolarsi e scappare è fondamentale, non necessariamente picchiare. Di fronte ad un'altra rapina, lei come si comporterebbe? Beh, saperlo, io sono già quella volta non mi sono comportata proprio bene, se devo dire, perché sono stata presa da una grande rabbia, erano verbalmente aggressivi, erano molto su di giri, io mi sono arrabbiata e ho risposto in maniera anche un po' provocatoria, non è una maniera corretta. Probabilmente riuscire a gestire meglio la mia emotività, questo non vuol dire che se non dovesse capitarmi l'occasione non proverei a reagire. Sempre a Padova, ma cambiamo argomento, sta suscitando una forte emozione la vicenda di un bimbo di appena 9 anni che si è preso cura del papà malato fino alla morte. La grande mobilitazione per lui e la mamma è riuscita a finanziare i funerali, ora si vuole continuare a sostenere il piccolo appunto e la mamma. La storia del piccolo Cesare, il nome è di fantasia, non è una storia facile. La spensieratezza che tutti i bambini di 9 anni dovrebbero avere, Cesare non l'ha mai conosciuta. Lui è dovuto diventare grande fin da subito. In questi anni ha accudito il padre, malato, mentre la mamma si faceva in 4 per portare a casa uno stipendio per mantenere la famiglia. Una storia difficile dove l'amore ha dovuto fare i conti con la sofferenza. Cesare, alunno modello, quando tornava a casa da scuola dopo i compiti accudiva il papà. È stato così fino a domenica scorsa, quando il papà è stato vinto da quel male incurabile che in questi anni aveva cercato di sconfiggere per poter passare più tempo possibile con il figlioletto. Per la famiglia al dolore si è aggiunto anche il pensiero di non riuscire a pagare i funerali. Ecco che in questa storia di sofferenza si è aperto uno spiraglio di luce. La notizia è arrivata alle mamme dei compagni di classe. In poco tempo sono riuscite a raccogliere i soldi necessari per il rito ortodosso. Così giovedì Cesare ha salutato per l'ultima volta il suo papà. Garante di questa gara di solidarietà, il parroco della chiesa della Beata Vergine del Suffragio in zona Cave a Padova, che ha aperto un conto corrente per aiutare Cesare che sogna di diventare astronauta e la sua mamma. Credo che sia importante dare la possibilità, non solo momentaneamente, l'emozione ci porta ad essere attenti, ecco, che crediamo e chiediamo anche che ci sia la solidarietà attraverso le famiglie, gli amici, anche nel periodo in cui seguiranno queste settimane un po' di emozione, di
di impegno nei suoi confronti. La mobilitazione per Cesare sta arrivando anche da personaggi illustri, ex ministri e imprenditori che attraverso l'IBAN messo a disposizione stanno donando per mettere da parte qualche risparmio per il futuro del piccolo. Un bimbo che a soli 9 anni ha compreso l'insegnamento dei genitori mostrando grande dignità, reagendo alle sfide difficili che la vita gli ha messo davanti e diventando così lui stesso il sostegno maggiore per la mamma e per il papà. È una cosa normale quando ci si ama in famiglia di potersi sostenere. Ecco, certamente questo bambino che dimostra la sua maturità e anche l'affetto verso un papà che si trova nella necessità e la mamma che si impegna per la famiglia. Allora, nella Marca, con il lutto che ha colpito non solo il paese di Loria ma anche i tanti colleghi, amici e colleghi primi cittadini, all'alba si è spento il sindaco di Loria, Silvano Marchiori, che lottava da tempo contro un tumore. Portandolo giù a Castello di Godego, quel collegamento indispensabile con la 308 risolverebbe un sacco di problemi per le nostre frazioni. È il 16 gennaio, nella sede della provincia di Treviso si riuniscono i sindaci e le categorie economiche per sottoscrivere un documento da inviare alla regione sull'importanza delle opere complementari alla Pedemontana. Presente anche Silvano Marchiori, sindaco di Loria, in una delle sue ultime uscite pubbliche. Poco dopo infatti Marchiori si assenta dalla scena politica per curare la malattia che lo ha colpito. Purtroppo però negli ultimi tempi le sue condizioni di salute sono peggiorate. Qualche giorno fa il ricovero all'ospedale di Castelfranco, dove questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Tra i primi a dare la notizia il presidente della provincia Marcon con un post su Facebook. Una giornata triste per gli amministratori perché Silvano esprimeva il massimo di ciò che un amministratore possa esprimere, passione sino all'ultimo. La settimana scorsa Marcon aveva parlato per l'ultima volta telefonicamente con Marchiori. Trasmetteva ancora positività, ancorché la malattia lo stesse provando, insomma. E sono veramente rattristato oggi, è una giornata brutta. Marchiori, 72 anni, era anche consigliere provinciale con delega alla pianificazione territoriale, urbanistica e agricoltura. Imprenditore, in passato aveva ricoperto gli incarichi di assessore e consigliere comunale. Aveva una grande passione per lo sport, tale da portarlo ad allenare e a dirigere delle squadre di calcio di Loria. Un uomo concreto, un uomo vicino alle esigenze dei cittadini, un uomo vicino al territorio, un uomo di parola. Un uomo che mancherà. Una giornata triste oggi, triste, voglio fare le mie condoglianze alla famiglia, a tutti i familiari. Silvano, non voglio crederci, fino a qualche giorno fa si parlava di strategia, dei prossimi step in unione e poi mi raccontavi del tuo comune, sempre con la testa lì. Non hai mai perso la grinta, la voglia di andare avanti e ancora avevi parole per me e per tutti. Così il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, che esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marchiori. Ha compiuto 20 anni Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano, costretto alla sede dell'hotel dopo l'agguato a colpi di pistola a Roma, per lui un regalo speciale. Vado a vedere se è arrivato il tuo umano. Vai. Ciao. Dopo ti diciamo tutto, Andrea? Permesso. C'è qualcosa per te. Consegna fatta a Manuel. L'ha voluto chiamare Roy e da ieri è il suo nuovo amico, un regalo speciale consegnato direttamente a domicilio dall'associazione Il Mio Labrador di Pollenza. Manuel Bortuzzo compie 20 anni e per lui è giocoforza un compleanno speciale, il primo da quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio, quando gli spari nel quartiere Axa di Roma hanno cambiato la sua vita di talento del nuoto. Roy, spiega l'associazione, è un cucciolo di Labrador Retriever, un animale che istintivamente è portato ad aiutare e donare infinito amore al proprio partner umano e può diventare un compagno inseparabile. D'altra parte l'affetto non manca attorno al nuotatore trevigiano, 20 anni anagraficamente, ma una maturità che ha sorpreso tutti fin da subito. Questo che se vedessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo, però non ci sarà modo, quindi
Così Manuel parlava di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzani, 2 responsabili degli spari in carcere dal 6 febbraio, nei confronti dei quali proprio in queste ore la Procura di Roma ha reso noto di essere vicina alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede il rinvio a giudizio. Un iter che Manuel dovrà per forza di cose seguire, lui vittima di un agguato tanto assurdo quanto terribile, ma il neo-ventenne ha un altro pensiero e la sua battaglia da subito è stata ed è con se stesso e le sue gambe per tornare a gareggiare. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Vi faccio rivedere, visto che parliamo di politica, il manifesto della bufera politica che sta scatenando la bufera politica in queste ore. Scateniamo la tempesta a Bruxelles. Ilenia Rento, candidata bellunese della Lega alle europee, e questa foto, questo manifesto con Salvini, ma soprattutto dietro le immagini della tempesta Vaia e lo slogan "Scateniamo la tempesta a Bruxelles", un manifesto che chiaramente sta scatenando le polemiche indignate. Remo Serraggiotto di Fratelli d'Italia ha chiesto che vengano presi provvedimenti, insomma, subito da parte sia del vice premier che del governatore Zaia per questo manifesto che appunto indigna i più. A proposito di elezioni europee, le candidate della sinistra si sono presentate stamane ai Vicentini. Guardiamo. La sinistra va alle europee e raccoglie attorno a sé tutta quella galassia che non si riconosce nel Partito Democratico, accogliendo così da Rifondazione Comunista, la sinistra italiana, l'associazione È Viva, agli autoconvocati di Leu. Denominatore comune, una diversa visione di Europa. Il piano che noi abbiamo è un piano che unisce la parte, diciamo, il verde, quindi questa riconversione ecologica, la unisce strettamente sia ai temi economici che ai temi della migrazione, perché non possiamo pensare al problema, alla questione migratoria senza pensare ai cambiamenti climatici che toccano tutta la zona dell'Africa ed anche alle problematiche economiche che sono connesse alle problematiche ambientali. Quindi la nostra visione di un'economia verde è una visione sia anche per i diritti, per l'ambiente, per i territori e per la riconversione industriale che vada a premiare le industrie che non inquinano. Vogliamo un'Europa civile, vogliamo un'Europa dove la gente possa, ad esempio, anche potersi curare senza dover avere un'assicurazione privata. Vogliamo un'Europa che sia solidale e dove anche i nostri giovani possano poter lavorare e possano avere un futuro dignitoso. Questa è l'Europa che vogliamo. Salvaguardia dell'ambiente e dei territori sono le loro bandiere, dal caso dei FAS. Abbiamo lavorato sia a un'interrogazione parlamentare che poi abbiamo portato fino alla Commissione europea, che al chiedere che venisse fissato il limite zero di tolleranza sulle acque. Ai territori montani. Porterò avanti sicuramente tutti i temi che riguarderanno le zone marginali della montagna, non solo bellunese ma anche italiana, e di tutte quelle dell'arco alpino, perché vivendo in una realtà interamente montana so che cosa significhi vivere all'interno di queste aree. La Mostra del Cinema edizione 76, la scelta di Alessandra Mastronardi, madrina della prossima edizione. Abbiamo raccontato ieri che sarà lei la prossima madrina. Nelle parole del direttore della mostra Alberto Barbera, il perché di questa scelta, sentite. Dopo 2 anni di conduzione maschile sarà di nuovo una donna a salire sul palco del Palazzo del Cinema per inaugurare la 76esima mostra. Segno che non abbiamo pregiudizi di sorta, perché pensiamo che quello che conti sia la bravura e non certamente il sesso di appartenenza. Alessandra Mastronardi è sicuramente molto brava, molto intelligente, ma è anche bella, simpatica, ha un sorriso accattivante che ci auguriamo sia di buon auspicio per una mostra che si annuncia ricca di bei film. Siamo nel pieno del lavoro, abbiamo già visionato oltre 200 titoli, ne abbiamo invitati alcuni. Altri 1500 arriveranno nei prossimi mesi, aspettatevi altri annunci a partire dalla fine del mese di maggio. Adesso pochi istanti e c'è il meteo e poi l'edizione di Venezia. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo.
La prima domenica di maggio sarà caratterizzata ancora da un tempo instabile, ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 maggio. Sul Veneto avremo condizioni di maltempo diffuso un po' su tutta la regione. Attenzione perché le precipitazioni potranno risultare anche di moderata o forte intensità. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, massime in brusco calo oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una situazione sostanzialmente simile, con piogge diffuse dappertutto e localmente anche forti. La neve tornerà a scendere sui confini alpini dai 700 metri. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime in diminuzione e si attesteranno intorno agli 11 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile, con pioggia e neve a bassa quota già a partire dai 500 metri. Tenderà a migliorare lievemente nel corso della nottata. Temperature minime sui 7 gradi, massime comprese tra 12 e 13 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.